sono Nicola Lenzu, rappresento il sistema turistico locale sul Cissiglesiente. Il sistema turistico locale sul Cissiglesiente per il terzo anno consecutivo aderisce al TTS Sardegna 2008 attraverso appunto il proprio spazio espositivo e rappresenta l'offerta del proprio territorio. Il sistema turistico locale nasce da poco più di un anno e mezzo e sta attivando tutta una serie di iniziative volte a consolidare, a costruire l'immagine del proprio territorio e a trasmetterla attraverso le dovute azioni di marketing all'esterno. Questa per noi questa del TTE rappresenta un'occasione molto importante per promuoverci all'esterno. In modo particolare vogliamo sfruttare l'occasione dell'Educational Tour per mostrare ai buyers che hanno deciso di partecipare adesso quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Quindi li porteremo prima di tutto ad Iglesias per rappresentargli le bellezze storico-artistiche che può offrire la nostra terra. Ci sarà un tour molto interessante del centro storico. Li rappresenteremo poi anche la realtà mineraria, perché la nostra provincia si caratterizza per la presenza di numerosi siti di archeologia industriale, molte miniere, che una volta chiuse sono state riconvertite appunto a fini turistici. Il nostro scopo è appunto quello di far capire che l'archeologia, il tema del turismo industriale può rappresentare un'opportunità importante per i visitatori che intendono raggiungere il nostro territorio. Andremo poi a Carloforte, nell'isola di Carloforte, dove in questo periodo si svolge la mattanza, la tonnara, un'altra peculiarità quindi della nostra zona. Visiteranno gli stabilimenti dell'antica tonnara. Chi vorrà avrà la possibilità anche di vedere appunto le varie fasi della pesca del tonno. Naturalmente l'Educational Tour sarà anche arricchito dalla partecipazione degli operatori della nostra provincia, quindi visiteremo le strutture ricettive che appunto si trovano in queste località in modo tale da favorire l'incontro tra domanda e offerta e incentivare in questo modo appunto lo sviluppo turistico della provincia.